Domani mattina partirò per un trekking multitappa, dormirò nei rifugi e vi farò vedere i posti più belli del mondo camminando tanto. Buongiorno, io non ho dormito perché ero troppo agitato. Avevo paura di non svegliarmi, di far brutte figure con tutti. Dai che sono carico di peso sicuramente. Sono qua con la guida, Edoardo. Cosa ci aspetta oggi? Quasi 20 km. Dislivello? 1400 metri. ¡Epa! 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna. Che occhio Edoardo, ha visto un camoscio? Guardate, eccolo qua. Ha appena fischiato perché la guida mi ha spiegato che quando si sente in pericolo fischia. Sono qui con Monica. Ciao. Di cosa è successo? Perché sennò non ci credono. Stavo volando in un dirupo e lui mi ha salvata, mi ha preso per un piede e mi ha salvata. Cosa ci insegna questa storia? Che bisogna stare molto attenti a dove si mettono i piedi, anche se sono sentieri facili. Brava! Guida, sono stato bravo? Direi di sì. Ma voi lo sapevate che la grappa ha effetti curativi anche sulle articolazioni come le ginocchia che io ho messo sotto stress tutto il giorno? Io non lo sapevo, l'ho letto su Google adesso, ho pensato ma che fortuna che ha la Nardini con me. Buonanotte. Domani sarò ancora più carico. Buongiorno, pensavate che fossi finito, invece sono una roccia. Oggi la guida non c'è, ma ho un local. Quanti chilometri? 15 km. Dislivello? 800 metri. Una passeggiata. Alex, aspetta un attimo che ho un sassolino nella scarpa. Mi faceva un po' male, eh? Già. Io sono ancora qua. Canali il canal! Influencer mono importante! Chiara Ferragni! Sicuramente una brava persona ma non la conosco! Piove, ma va bene così, bisogna provarle tutte! No, perfetto, adesso anche basta però, Influenzo anche il signore, guarda qua. Grazie. Qui sono stati ritrovati i resti di un uomo che ha vissuto nelle Dolomiti 7500 anni fa. Questo è il Pelmo, il monte più bello del mondo. La leggenda narra che Dio, dopo aver creato le Dolomiti, si sia seduto proprio lì sopra per godersi il panorama. Canal, 10 km e siamo arrivati. Come, scusa? Che scherzo, quello è il tuo rifugio. Meno male. Perché eri stanco? Stanco io? Stai scherzando? Sono un uomo di montagna, eroe. Ma figurati che qua è bellissimo col lago, andiamo! Con la sauna esterna e l'acqua ghiacciata. Bisogna testarle. Sono proprio un uomo di montagna. Buonanotte followers. Buongiorno a questo giorno che si Terzo e ultimo giorno di cammino, 11 km tutti in discesa. Da solo, tanto ormai sono un esperto. Signore, si è perso? No, perché? La cartina è il contrario. Certo, sì. Deve andare a Cortina? Sì. Giù per di là. Grazie. Buongiorno! Buongiorno! Bisogna sempre salutare tutti quelli che si incontrano in montagna, che è bello così. Buongiorno! Ma mi conosce anche qua. E finalmente, dopo 46 km con 2400 metri di dislivello, il canale arriva al traguardo. È stata un'esperienza tosta, ma sono veramente... Oddio, il mito, l'eroe della montagna. Grazie, ma non esageriamo adesso. No, parlavo della statua dietro di te, di Angelo Di Bona. Ah, Angelo Di Bona, ma certo. Grande alpinista e guida alpina. Esatto, e tu invece chi sei? Io sono influencer, molto importante. Ah, scusa, io di influencer seguo solo Chiara Ferragni. Non la conosco, ma sicuramente è una brava persona. Perché ricordate, non si beve alla guida, ma si beve con la guida.